Giabbe Orienta diventa sempre il luogo del bilancio dell'anno precedente e della sfida che ci diamo per l'anno successivo. E lo stand della Regione del Veneto è diventato negli anni un punto di riferimento. Abbiamo creato dei luoghi di confronto. Il primo, quello che ho alle mie spalle, è quello dove, in particolare con le scuole, con la formazione che noi facciamo nei confronti dei giovani, formazione professionale, premi, concorsi nazionali, le grandi eccellenze dei percorsi di formazione e di istruzione. E qui hanno modo di trovarsi, di confrontarsi. Quest'anno abbiamo pensato di dedicare lo stand alle celebrazioni della Grande Guerra, l'ultimo anno, il 18. E abbiamo cercato di raccontarla attraverso 2 minuti nella prima stanza sensoriale di guerra vera e propria, gli uomini che vanno in fronte, le donne. E poi abbiamo la seconda, invece, la terza stazione, che sono dedicate a Ungaretti. C'è una metafora, che è quello che il mondo molto globalizzato ha bisogno di dinamiche veramente quasi di guerra, perché hai paura del futuro, non sai che cosa accadrà, e questo avvicina i giovani di 100 anni fa con i giovani di oggi, perché i problemi li avremo sempre. Qual è la differenza? Quello di avere un sistema che ti accompagna. La Regione questo vuole essere. Alle nostre spalle abbiamo il luogo delle imprese, perché se noi dobbiamo parlare di orientamento tra scuola e lavoro, e il Veneto crede moltissimo nell'alternanza scuola-lavoro, nei percorsi di istruzione tecnica superiori, nelle academy, nel ruolo che l'università ha nel fare ricerca applicata,